Dicevo, la soppressione è un meccanismo che si instaura molto presto nel bambino, per cui si avrà una soppressione alterna. Quando il bambino fissa con un nucleo con l'altro, sopprime l'immagine e quindi il cervello non utilizzerà quell'immagine. Per cui lo strabismo alternante è una delle caratteristiche abbastanza frequenti nell'albinismo. Si reputa che dal 30 al 50% dei soggetti albini presentino lo strabismo, ma molto spesso anche soggetti che non sono affetti da strabismo danno una falsa impressione di strabismo, di occhio deviato. Questo perché a causa dell'alterazione retinica della fovea l'occhio cerca una posizione alternativa per essere stimolato, quindi si ha una sorta di piccola deviazione. Questa piccola deviazione fa sì però che, come noi vediamo un riflesso luminoso sull'occhio del paziente, sulla cornea del paziente, questo riflesso non cade perfettamente al centro della pupilla come avviene con l'occhio di dito. Vedete, qui il riflesso cade al centro della pupilla, in quest'altro occhio il riflesso cade un pochino più dall'alto interno della pupilla. Questo dà l'impressione che si tratta di uno strabismo, in realtà non è uno strabismo. Se tutte le altre strutture funzionassero perfettamente, questo paziente potrebbe avere un'ottima acuità visiva e delle ottime prestazioni anche binoculari. Questa situazione si chiama angolo K positivo, viene considerato una forma di pseudostrabismo ed è utile da tenere in considerazione in fase di interventi chirurgici, anche perché sembra che faccia aumentare la deviazione del bulbo verso l'esterno o che faccia diminuire invece la deviazione del bulbo, la percezione della deviazione del bulbo verso l'interno. Altra conseguenza dell'operazione della visione binoculare è legata sempre all'allineamento, e sono quelle alterazioni del sistema dei vari sistemi di fissazione e di inseguimento. Il sistema di fissazione è quello che fa sì che un'immagine permanga sulla retina per il tempo sufficiente per essere analizzata e inviata alla cornice. Esistono dei diversi sistemi, un sistema molto utilizzato, questo è il sistema dell'inseguimento. Quando noi osserviamo un oggetto in movimento, anche l'immagine che si forma sulla retina si sposta, quindi la retina deve seguire l'oggetto man mano che si sposta nel suo percorso. Chiaramente, perché questo avvenga, i due occhi si devono muovere in modo coordinato. Un altro sistema da prendere in considerazione è il sistema saccarico, che invece è costituito e caratterizzato da movimenti molto rapidi degli occhi che portano il bulbo verso un oggetto di interesse. A me interessa un oggetto che sta da quel lato e quindi gli occhi si muovono bruscamente verso quella posizione. È interessante anche il sistema optocinetico. Questo in Sardegna non viene tanto utilizzato perché l'esempio che si fa sempre è quello dei viaggi in treno. Se uno dal finestrino del treno guarda le file degli alberi, dei pali elettrici che scorrono, man mano che vengono distanziati, si osservano fino ad un certo punto, vengono seguiti, poi si ha una sacca cosiddetta che riporta l'occhio nella posizione iniziale, così continua a seguire e poi ritorna da capo. Questo è un sistema molto interessante perché viene utilizzato per valutare l'acuità visiva dei bambini molto piccoli. Se il bambino presenta questo distacco optocinetico, significa che sta guardando gli stimoli che noi gli presentiamo, praticamente delle barre rotanti